Oggi è il suo giorno, tutto l'amore dei figli, dei nipoti e dei parenti sarà rivolto a lei. Parliamo di nonna Giuseppa Parisi, che proprio oggi spegne ben 100 candeline. Giuseppa nasce a Favara nel 1917, in piena prima guerra mondiale. Cresce e all'età di 22 anni si sposa con il signor Salvatore Costanza. Si è sempre dedicata alla famiglia la signora Giuseppa, crescendo i suoi 8 figli, 4 femmine e 4 maschi. Nonna Giuseppa, che gode ancora di ottima salute, è circondata dall'amore dei suoi nipoti e pronipoti, 23 in tutto, e delle sue 3 figlie rimaste in vita, Giuseppa, Calogera e Carmela. Questo pomeriggio una santa messa di ringraziamento a Dio per averle donato tutti questi anni di vita presso la chiesa San Francesco, per poi tutti insieme festeggiare presso un noto locale della città di Favara. A omaggiare con una pergamena alla signora Parisi anche la prima cittadina di Favara, Anna Alba. Alla signora Giuseppa, oltre agli auguri di tutti i familiari, si aggiungono anche i nostri.